Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. La stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, già dal mese di giugno, è stata rinforzata con i militari inviati dal Comando Provinciale di Udine, ai quali sono aggiunti poi da luglio quelli assegnati dal Comando Generale, per continuare ad essere un sicuro punto di riferimento anche per i molti turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto il litorale lignanese per le vacanze estive. Nell'ambito dei servizi svolti insieme alle altre forze di polizia, nell'ultimo mese i militari hanno garantito oltre 250 servizi di pattuglia, nel corso dei quali hanno sottoposto a controllo 1000 veicoli e identificato più di 2000 persone. Nel corso dell'attività preventiva sono state rilevate 43 violazioni al codice della strada, tra queste sono state 11 gli accertamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica e 4 per effetto di stupefacenti. In questi casi i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria, complessivamente decurtati 190 punti di patente. Sottoposti a controllo anche 33 esercizi pubblici, con conseguente accertamento di 9 violazioni, di cui 5 di rilevanza penale e 4 di carattere amministrativo. Particolare rilevanza hanno avuto la chiusura di 2 centri benessere disposta dal comune lignanese a seguito dei controlli operati la scorsa settimana dal nucleo carabinieri antisofisticazione sanità di Udine, che hanno evidenziato a carico dei titolari la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita al dettaglio di generi alimentari attivato all'interno della stessa. Sempre la scorsa settimana i carabinieri della locale stazione hanno individuato e deferito in stato di libertà una coppia di giovani padovani, i quali, in un esercizio commerciale, avevano asportato uno zaino contenente denaro contante e una iPod di proprietà dell'esercente, recuperando e restituendo l'intera refurtiva. Infine è stato arrestato un albanese di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, il quale, seppur espulso dal territorio nazionale il 4 giugno scorso, aveva fatto illegalmente rientro in Italia. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.